Amici sportivi, ben ritrovati con Pianeta MSP. La 22esima giornata chiude la fase a gironi in tutti i tornei MSP e definisce il quadro delle qualificate alla fase finale. La Coppa Verona si è chiusa nel segno delle conferme con le prime della classe che non sbagliano e qualche qualificazione decisa solo dalla differenza reti. Nel trofeo Vini Spada invece ci sono sorprese tra le escluse, tra cui The Last Dance e Real Madrid. E infine terza e ultima giornata anche per la fase a gironi del trofeo più importante dell'anno MSP, ovvero lo Stilio Mobili che dalla prossima settimana vivrà il suo momento più caldo con i quarti di finale. Ma voi rimanete con noi perché vi racconteremo come sempre tutti i dettagli partita per partita subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. ostiliomobili.it. Ventiduesima giornata. Coppa Verona, trofeo BVR Banca Veneto Centrale. Girone 1. La 22esima giornata MSP è concisa con l'ultima in cui abbiamo visto tutte le squadre iscritte al campionato confrontarsi. È terminata infatti la fase a gironi e metà delle compagini non sono riuscite a passare il turno e le rivedremo così nella prossima stagione. È il caso del Campari Dortmund e dello Zampet, che erano già ben consci della loro eliminazione ma hanno comunque onorato l'ultimo impegno dell'anno, chiudendolo sul punteggio di 8-6 a favore del Campari Dortmund. Il match è stato disputato all'interno della Polisportiva di Lugagnano e possiamo affermare con una certa tranquillità che il migliore in campo è stato Guiotto, attaccante del Dortmund che ha insaccato la porta avversaria per ben 5 volte. Nell'altra gara l'Atletico Dinamo ha vinto con il punteggio tennistico di 6-3 il confronto con il Bucks Barney, passando così come primo e ribadendo la volontà di arrivare fino in fondo a questa competizione. Girone 2. Nel secondo girone l'unica vera certezza è stata quella del rendimento dell'Italba, che ha vinto tutte e tre le partite terminando così a punteggio pieno. L'ultimo successo di questa fase a gironi è arrivato contro le riserve con il punteggio di 4-2. Al centro sportivo De Stefani l'uomo decisivo è stato Rapi, autore della doppietta che di fatto ha permesso all'Italba di passare il girone a 9 punti. Il secondo posto è stato assegnato solo dopo una lotta serrata tra le altre squadre che hanno chiuso a quota 3 punti. Il Palazzolo Futsal ha infatti colto il primo successo di questa seconda fase del campionato contro i Bad Boys, raggiungendo sia loro che le riserve in graduatoria. L'incontro è terminato sul punteggio di 4-1 grazie alla tripletta di Maiolo. Al fine del passaggio del turno però questa vittoria è stata ininfluente perché ai quarti ci vanno le riserve, forti di una migliore differenza reti nella classifica avulsa. Girone 3. Il terzo girone è stato leggermente più combattuto del secondo, con due squadre che hanno terminato il girone al primo posto con 6 punti. Queste sono il Thunder Black UTD e il FIDA San Massimo. A passare come primo però è stato il Thunder Black che ha vinto lo scontro diretto avvenuto proprio in quest'ultimo turno. La gara è terminata sul 5-2 coronata da una doppietta di Aldrighetti. L'unica squadra che poteva inserirsi nella lotta era la pizzeria da Giuseppe che però ha perso ogni possibilità cedendo 7-3 contro i Magellano 11. 3 punti che non cambiano molto ai Magellano, comunque esclusi dalla corsa per i quarti di finale ma che almeno sono riusciti a evitare l'ultimo posto, lasciato così alla pizzeria. Il miglior marcatore della serata è stato Micheletto. Girone 4. Anche il quarto e ultimo girone della Coppa Verona era praticamente già concluso al termine dello scorso turno, quando Real Basiti e Athletic Bir erano sicuri del loro approdo ai quarti di finale. A passare come primo è stato il Real Basiti, che ha vinto lo scontro diretto al centro sportivo De Stefani con il punteggio di 6-4 e con una tripletta di Adami.
È terminato così anche il campionato del Tecnovap e della Carletto Sway, che hanno chiuso il loro incontro sul risultato finale di 9-3 a favore di un Tecnovap che forse avrebbe potuto fare di più in questa Coppa Verona, ma ha pagato a caro prezzo la sconfitta di misura dell'ultimo turno contro l'Athletic. Tra i marcatori si sono fatti notare Zanotti e Marini, autori di una tripletta a testa. Coppa DB Trofeo Vinispada. Girone 1. Dopo il turno di riposo sono tornate in campo anche le 8 migliori squadre della scorsa Serie B. La sfida che ha aperto le danze è stata quella tra l'Atletic Miatanto e la Iolanda Urs, già sicure del passaggio del turno in semifinale, a cui mancava solo sancire chi l'avesse fatto come prima. Ad avere la meglio è stato l'Atletic, con una prestazione sontuosa terminata sul punteggio di 4-1 grazie alle doppiette vincenti di Bonato e Ciulla. Sono così rimaste escluse sia il The Last Dance che il Real Madrid, che alla vigilia avevano invece tutti i favori del pronostico dalla loro parte, essendo arrivati primi e secondi nel rispettivo girone di campionato. Non sono però riusciti a replicare ciò che di buono avevano fatto tutto l'anno, uscendo praticamente subito da questa competizione. L'ultima gara infine l'ha vinta il Real Madrid per 3-2 grazie anche alla doppietta decisiva di Collu. Girone 2. Con il secondo girone si è conclusa anche la fase preliminare del trofeo Vinispada, che ha visto lo Sporting Verona passare il turno praticamente passeggiando contro le avversarie. Questa settimana a farne le spese sono stati gli Spartan, superati 4-1 con doppietta di Pulli. E se lo Sporting può così festeggiare la proda in semifinale, lo stesso non possono dirlo gli sconfitti, che hanno terminato il loro percorso a quota 4 punti, proprio come il Buredoc, che però ha dalla sua una differenza reti decisamente migliore. Questo parametro è stato costruito sia con una sconfitta non eccessiva contro lo Sporting, ma soprattutto con quest'ultimo successo. Infatti i Bomboneros sono stati battuti 7-1 con doppiette di Carlini e Piacentini. Completa delusione invece per i Bomboneros, che non sono stati in grado di mettere a segno nemmeno un punto, frutto di un attacco sterile e di una difesa che non è stata all'altezza del campionato disputato, che comunque aveva permesso a loro di qualificarsi a questo trofeo Vinispada. Alberto Mantovani, Spartans. Ci avete messo tanto impegno, tanta corsa, forse serviva un po' più di velocità. Credo che più che velocità serviva un attimo di concentrazione in più e occhio anche sul primo controllo, sull'ultimo passaggio. Poi siamo stati sfortunati anche in due o tre occasioni che sicuramente facevano bene alla partita e al morale. Però avete trovato anche una squadra molto veloce, molto preparata davanti. Nulla da dire, la squadra comunque riflette la posizione dove si trova nel girone e complimenti a loro, hanno giocato la loro partita, l'hanno gestita bene, noi potevamo sicuramente fare qualcosa in più, sarà per la prossima. La prossima occasione? Speriamo la semifinale, dipende dall'altra partita. Gianluca Bottini, Sporting Verona. Una bella partita combattuta, avete una squadra veloce, avete dei meccanismi automatici abbastanza consolidati, ho visto difesa buona, una bella vittoria. Sì. Allora intanto questa sera dobbiamo dire anche grazie al nostro portiere che comunque ha fatto veramente delle belle parate, poi sì, siamo una squadra molto solida, abbiamo veramente un gruppo molto affiatato, lottiamo l'uno per l'altro, un gruppo solido, da 2 anni che lavoriamo su questo gruppo cercando di raggiungere un solo obiettivo. Ci stiamo arrivando pian piano, con calma penso che ce la faremo, sono contento di loro e non ho nient'altro da dire. Beh, il portiere, volevo citarlo adesso, veramente ha preso tutto quello che poteva e anche di più qualche volta. Sì, no, il portiere questa sera ha fatto veramente delle parate importanti, anche perché credo che senza le sue parate sicuramente questa sera sarebbe stata una partita diversa, senza dubbio, perché veramente ha fatto 3-4 salvataggi da fuori categoria, assolutamente. A cosa puntate ora? Il nostro obiettivo sin dall'inizio è stato vincere, abbiamo vinto il campionato e adesso vogliamo vincere la Coppa, non abbiamo altri obiettivi. C'è chi dice che siamo fortunati, chi un po' meno, però al momento sta girando tutto dalla nostra parte. Luca Calabrese, Bomboneros. Diciamo il fiato era quello che era, marcature un po' lasche in difesa, qualche errore nei passaggi, si è giocato per firma sostanzialmente. Non si gioca mai per firma, si gioca sempre per passione. Siamo arrivati qua con gli uomini contati, ma con la voglia di sudarci la maglia in campo. Avete sudato, ma... Il risultato non è stato favorevole a noi, ma lo sapevamo che in questi gironi avevamo sempre gli uomini contati, fossimo stati tutti, magari forse ce la saremmo giocato il passaggio del turno.
Però un gol l'avete fatto, dai. Un gol per la bandiera e per i Butei l'abbiamo fatto. Sarà per il prossimo anno. Sicuramente sarà per il prossimo anno e ci presenteremo più numerosi. Luca Viviani, Buredoc, è stata quasi una passeggiata, dobbiamo dirlo. È stata una passeggiata fino a un certo punto, nel senso che all'inizio è stata comunque una partita dove abbiamo avuto il filo da torcere, nel senso che fino al 2-1 eravamo comunque in bilico. Il secondo tempo siamo entrati con un'altra mentalità, abbiamo insomma, fatto sfracelli, come si suol dire, quindi abbiamo dilagato in questo senso. Ecco, avete trovato un avversario che sì, giocava, ma sudava, però aveva fiato corto, onestamente. Sì, fortunatamente loro erano anche in pochi, noi comunque eravamo una bella squadriglia, nel senso che ci siamo trovati in 7-8, quindi i cambi c'erano, tutti validi, per cui abbiamo potuto anche, quando entravano delle persone dalla panchina, comunque poter cambiare la partita, perché far entrare forze fresche che comunque sono in grado di giocare è tutta un'altra storia rispetto a non avere cambi, per cui anche quello ci ha facilitato sicuramente. L'obiettivo? L'obiettivo adesso è vincere la Coppa, come l'anno scorso. Playoff, trofeo Stilio Mobili. Girone 1. Terza e ultima giornata anche per la fase a gironi del trofeo più importante dell'anno MSP. Lo Stilio Mobili che dalla prossima settimana vivrà il suo momento più caldo con i quarti di finale. Già dalla scorsa partita la Scaligera era sicura del passaggio del turno e forse questa condizione mentale non le ha permesso di affrontare al massimo della concentrazione la sfida contro i Moschettieri Carne, che infatti hanno inaspettatamente vinto per 3-1 raggiungendo gli avversari a quota 6 punti. Purtroppo questo importante successo non è bastato per il passaggio del turno, perché i Red Devils hanno avuto la fortuna di non giocare contro il Beverly Hills, vincendo così a tavolino per 3-0, salendo anch'essi a 6 punti, ma con una miglior differenza reti rispetto ai Moschettieri. Il passaggio del turno dei Red Devils era comunque molto probabile, a prescindere da questa vittoria a tavolino, soprattutto perché nello scontro diretto contro i Moschettieri il successo era stato ampio e meritato. Girone 2. Il secondo girone ha un unico vincitore padrone che ha vinto tutte e tre le partite. Stiamo parlando dei Turtles Consultica che hanno concluso a punteggio pieno, anche se questa terza gara è stata la più facile perché è terminata con un 3-0 a tavolino contro le Red Eagles, che si sono invece così autoeliminate dalla competizione. Per certi versi questo è stato un vero peccato perché le Red Eagles avevano disputato un campionato in crescendo imponendosi comunque come una delle squadre da tenere maggiormente d'occhio in questa fase di playoff. Alla vigilia infatti avevano gli stessi punti in classifica del BVP che in campo ci è sceso e come contro i Sammy Boys battuti 5-1 al centro sportivo di San Floriano. Doppietta vincente per Vicentini. A prescindere dalla dipartita delle Red Eagles, il passaggio del turno sembra davvero meritato per un BVP che in stagione ha avuto qualche fase altalenante, ma che è comunque riuscita quasi sempre a fare i punti che servivano nelle gare decisive. Girone 3. Non c'era molto da decidere nel terzo girone del trofeo Stilio Mobili che aveva già il Transilvania al Valaia sicure del passaggio del turno. Questa terza gara però è stata decisamente indicativa perché le due squadre si sono affrontate per decidere chi sarebbe passata per prima. Il risultato di 12-7 a favore del Transilvania è abbastanza eloquente per capire quanti vincitori siano in forma e puntino direttamente alla Coppa. Al Paianini Center sono stati 2 giocatori a mettere a segno 4 reti, vincenti quelli di Blentes e inutili quelle di Riller, per un Valaia che ha mostrato delle crepe difensive che finora non credeva nemmeno di avere. Urge quindi una registrata repentina per non uscire subito ai quarti di finale. Nell'altro incontro il Taurus ha vinto la prima e unica gara dei suoi playoff, un 3-1 ai danni dell'Acighe, che non ha proprio brillato nella seconda fase della stagione, ma che già il solo fatto di averci acceduto può essere considerata una vittoria. Doppietta decisiva in questo caso per Righetti. Girone 4. Anche l'ultimo girone dei playoff era già deciso con 2 squadre già sicure di passare il turno e 2 eliminate. Queste sono quelle del BL Lugagnano e della Lanterna Bardolino che si sono affrontate al centro sportivo di San Floriano. Se in tante occasioni le squadre provenienti dalla Serie A2 hanno dimostrato qualità ben maggiori nei playoff delle scorse stagioni, non hanno mai avuto vita dura come quest'anno. La Lanterna ha infatti ceduto il passo per 5-2 a un Lugagnano che non proveniva certamente da un buon momento in forma, ma che comunque ha avuto la forza per vincere l'ultima gara della propria stagione con anche una doppietta di Castioni.
Il primo posto era da decidere tra il Corvinul Hunedoara e il Futsal Veroma, una sorta di finale anticipata tra due delle squadre più titolate del panorama regionale MSP. A spuntarla è stato il Corvinul, che ha battuto gli avversari per 7-5 con tripletta di Nisi Pasu, che nelle ultime giornate è tornato a essere nuovamente decisivo. Sconfitta quindi indolore per il Veroma per quanto riguarda il passaggio del turno, anche perché dalla prossima gara secca dei quarti di finale tutte le valutazioni fatte in passato rischiano di saltare e tutti sanno quanto i campioni in carica siano competitivi nei momenti decisivi. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. ostiliomobili.it. E dalla 22esima giornata questo è davvero tutto, noi ci vediamo sempre su questi schermi tra 7 giorni per tutte le novità di Pianeta MSP.